grazie per essere venuti alla presentazione del libro di Salvatore Fazio, L'isola dei ricordi. Per le edizioni Smasher, che è la casa editrice che rappresento, è il secondo romanzo che Salvatore pubblica. Questo ultimo romanzo, L'isola dei ricordi. Il romanzo è molto solido, è un romanzo intanto di fantascienza e non è semplicissimo scrivere dei romanzi di fantascienza senza scadere in quello già scritto, in quello già detto. Noi abbiamo trovato un codice di scrittura identico per ogni inizio di sequenza e grazie a questo codice siamo riusciti a perfezionare lo All Memory che, collegato al cervello, individua i dati di scrittura simili, li elabora e li rende visibili. Le variabili sono infinite e noi non possiamo stabilire arbitrariamente cosa corrisponde a ogni variabile e come questa si impianta nel cervello. Sappiamo solo, tramite la tecnologia dello U-Memory, leggere le sequenze già formate. Creare un ricordo è quindi impossibile. Anche cancellarlo per noi è impossibile. Nei centri di studio Prevenzione e Cura delle Malattie del Cervello, CPCC, abbiamo notato che neanche la degenerazione delle parti specializzate del cervello rende impossibile immagazzinare un ricordo allo U-Memory. Diventano inaccessibili all'uomo, ma lo U-Memory può decodificare e raccogliere anche quei ricordi. Un ricordo, una volta scritto nel cervello, accessibile o inaccessibile per l'uomo, può essere conservato dallo U-Memory. Grazie. Allora, immaginate che io abbia vicino alla mia destra, in senso veramente non c'è però, immaginate che io abbia un apparecchietto proprio qui vicino a me che è collegato magari una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, una volta ogni 3 giorni, dopo un tot di ore, collegato al mio cervello, possa prendere dalla mia testa tutti i ricordi o le mie esperienze o le situazioni che ho vissuto magari nelle ultime 24 ore e possa registrare tutte queste cose. E immaginate che io tra 10 anni torni qui o comunque in qualsiasi altra parte del mondo, prenda questo U-Memory e chieda di aprire come fosse un file, come ci fossero dentro tanti file, ogni file un ricordo, come se io chiedessi di far partire un file di questo famoso ricordo. Julian è veramente il tipo che avrei voluto o che vorrei conoscere o che vorrei diventare. È proprio quella persona intelligente, con dei principi forti e che non scende mai a compromessi, ma non perché scendere a compromessi ti renda debole, ma solo perché i compromessi molto spesso ti portano a fare delle azioni che tu non vuoi fare e appunto molto spesso non vuoi farle perché non sono delle belle azioni. E Julian ha deciso di rinunciare a tante cose nella vita, ad una carriera e a tutto questo solo per il bene che prova per le persone appunto più importanti della sua vita, come sua madre. Perché Julian è cresciuto senza padre e quindi ha dovuto aiutare la madre nel momento in cui anche lei, malata, ha avuto bisogno di lui. E lui non ci ha pensato 2 volte, ha rinunciato a tutto pur di aiutarla. Ed è così che conosce poi Gregory, che è l'antagonista della storia, perché all'inizio lavorano insieme, Julian e Gregory, però poi quando Julian si innamorerà di Hope, che è la figlia di Gregory, i due litigheranno profondamente perché Gregory non vuole che Hope frequenti Julian, ma non per i soliti motivi, perché lui non ti merita, queste cose così. Cioè, ufficialmente saranno questi i motivi, ma poi si verrà a scoprire molto di più.